qui in studio per incominciare la nostra trasmissione abbiamo il piacere di riavere con noi l'ingegner Mauro Rossato, grazie di esserci, di partecipare. Grazie a voi. Che è presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro, presidente di Vega Formazione. Qual è la situazione, Presidente? Gli infortuni mortali purtroppo sono svariati anni ormai che non diminuiscono. Se guardiamo il bimestre del 2025 notiamo che addirittura in Veneto sono triplicati, quindi ci sono stati 15 casi mortali in 2 mesi contro i 4 dell'anno scorso. Parliamo di un bimestre, quindi a livello statistico dà solo un'indicazione. Speriamo che le cose cambino nei prossimi mesi, però è un campanello d'allarme sicuramente per il Veneto. In Italia comunque siamo a un più 16% rispetto all'anno scorso. Questo dimostra che il fenomeno non è assolutamente contenuto, non è sicuramente in miglioramento. Il Veneto, ricordiamolo, comunque l'anno scorso è stata una regione con un indice infortunistico molto basso, classificata bianca quasi per tutto l'anno praticamente. E purtroppo questo bimestre speriamo che sia solo, non dico una coincidenza perché non è una coincidenza mai, però speriamo che le cose non peggiorino e migliorino. L'indice infortunistico dei lavoratori stranieri è pari al doppio rispetto a quelli italiani, ossia i lavoratori stranieri sembrerebbe che rischino 2 volte tanto quello che rischiano i lavoratori italiani. Ciò però è spiegabile perché i lavoratori stranieri si occupano di lavori generalmente più pericolosi, pensiamo ai cantieri edili per esempio. Cioè si rendono disponibili per svolgere i lavori più pericolosi. Certo. E c'è anche da dire che comunque formare un lavoratore straniero non è sempre facile, bisogna farlo con molta attenzione, con molta dedizione e questo non sempre viene fatto. Bisogna pensare che il lavoratore va formato prima di metterlo in condizioni di sicurezza o di rischio di pericolo. Ma il lavoratore è disposto a fare questa formazione? Non penso sia un problema di poca disponibilità del lavoratore di fare formazione, non lo è neanche da parte del datore di lavoro. Molto spesso si creano delle situazioni in cui si sorvola e si spera che tutto vada bene e invece magari qualche volta non va bene. E l'età? L'età è fondamentale perché l'età rappresenta poi il livello di conoscenza, di esperienza e anche di prestazione fisica. Se guardiamo gli infortuni mortali troviamo che l'indice infortunistico dei giovani è molto più basso rispetto agli anziani perché con l'età comunque si perde intanto fisicità e l'infortunio mortale molto spesso si esce dalla mortalità dell'infortunio, si esce anche con la reattività fisica. Pensiamo a una caduta dall'alto, si può magari evitare. Poi l'esperienza molto spesso ci fa abbassare anche la soglia di attenzione. Questo dovrebbe aiutare gli addetti ai lavori, ossia coloro che fanno le valutazioni dei rischi, ma anche i datori di lavoro, a fare attenzione proprio anche in base all'età e alle conoscenze delle persone. La formazione si dovrebbe fare bene e dovrebbe essere fatta da docenti qualificati che naturalmente loro stessi devono essere formati in maniera adeguata e anche monitorati nella loro efficacia nel fare formazione. Purtroppo questo non avviene, troviamo docenti di tutti i tipi, troviamo enti di formazione che non sono enti di formazione, quindi società che fanno formazione, consulenza, per cui direi che non ci sarebbe molto da inventare se non fare le cose fatte bene.